Ma glielo ripeto, posso garantire, esiste, è esistito, perché lei, ribadisco, torniamo a bomba, il Papa non manda lettere a vuoto, quindi se l'ha mandata a qualcuno e quel qualcuno è attestato, stabilisci la follia. Questo mi piace. Se l'ha ricevuta. è chiaro che noi adesso disponiamo, i testi di cui disponiamo sono le copie papali. È chiaro che di una lettera c'è per forza mittente, no? E ricevente. Invece in questo caso noi abbiamo le copie negli archivi di Roma che poi sono state copiate, tramandate, eccetera, eccetera. Nel senso che non ha risposto quest'uomo. Non è che non ha risposto, magari ha risposto ma non abbiamo la lettera. Magari ha scritto prima lui e la risposta invece è quella di Gregorio. Noi non lo sappiamo. Questo è una cosa della quale bisogna, alla quale bisogna fare attenzione. Lo storico, ma penso si sia capito. Come non ci sono quelle fortificazioni di cui parlava. Allora, lo storico deve fare come San Tommaso. Esatto. Se io non vedo, non credo. E devo soprattutto fare attenzione, perché è molto facile cercare di ricamare un dato sulla fonte, ma se nella fonte non c'è scritto io devo partire già in modo dubitativo. Qual è la fonte? La fonte cosa dice? Dice che nel luglio del 594, 599, maggio del 594, Gregorio Magno scrive a Ospitone Dux Barbaricinorum. Addirittura c'è qualcuno che dice, ecco, allora siccome Dux, no, deriva da duca, eccetera, eccetera, allora c'è un ducato dei Barbaricini. No, attenzione, perché Dux che cos'è? Dux è un termine tecnico che il Papa usa perché? Perché il Papa parla latino. E quindi lui si rivolge al comandante dei Barbaricini, all'autorità che lui... Esatto, ma io non so se quello è un dux, è un capotribù, è un procuratore, è una funzione, io so solo che è un capo. Quindi nel momento in cui si dice che c'era un ducato vuol dire che è un'entità, che ha dei confini, che ha delle cose che la differenziano dagli altri, e io questo non lo so. Allora è meglio andarci piano, meglio essere prudenti e dire che c'era, che comunque voglio dire, non è da poco sapere che evidentemente c'è una figura alla quale il Papa si interfaccia. Tra l'altro c'è un interessante studio che è stato pubblicato in un volume dei Quaderni Bolotanesi, che è una rivista. Adesso mi sfugge l'autore, ma ci sono gli indici, quindi lo può tranquillamente recuperare. Dove c'è lo studio sulla lettera e sulla intitolazione che Gregorio rivolge quando si interfaccia con Ospitone. Questo è interessante, questo è più interessante perché quello è un formulario e a quel punto si capisce che se lui si rivolge a questa autorità con un nome piuttosto che un altro, se lo chiama vostra signoria anziché vostra eminenza, sto ovviamente facendo un esempio, vuol dire che magari quell'autorità poteva avere delle prerogative che altre autorità non avevano, sempre chiaramente sul confronto delle fonti. Però ribadisco, ha visto? No, attenzione, non barbari, barbaricini, perché altrimenti avrebbe detto barbaroni. Però questa differenza non è casuale, perché voi avete visto nei documenti che il nome barbaro compare molto di più del nome barbaricino, e quando c'è da parlare dei barbaricini, dove sono le zone dove sono le zone che il re ordina di bruciare perché ci sono i barbaricini? Un'altra cosa. In zona Villapuzzo e Quirra. Vedete che il nome Barbaricini è più evanescente di barbari. Noi sappiamo quasi con certezza dove fossero le cosiddette in Sardegna civitates barbarie, cioè quelle comunità legate a chi non faceva parte del mondo romano. Questa differenza è importante. Certo è importante, quindi questa è la questione. E infatti Giovanni Francesco Fara, che ho messo io in coda alla mia presentazione, cosa fa nel suo manoscritto delle coreografie sardine? Barbari, scilicet, barbaricini. Scilicet, cioè uguale barbaricini. E no, è lì il cortocircuito. Perché barbari e barbaricini non è detto siano la stessa cosa. E noi lo sappiamo dalle fonti. Però questo ha creato poi una concatenazione di eventi, di stratificazione, di ipse dixit, che hanno portato a considerare i barbaricini come sicuramente in questa zona, e infatti il risultato è Ospitone di Ololai. No, ma no, senza offesa, però è grande teoria. Bene, direi che possiamo chiudere dopo questo bellissimo